A giugno il Mose sarà in funzione per proteggere la laguna di Venezia in caso di emergenza e l'annuncio del sindaco Brugnaro dopo un vertice in prefettura. E nel frattempo il danno stimato solo alle opere pubbliche di Venezia per l'acqua alta disastrosa di novembre è di 320 milioni, per il privato si attendono le richieste di rimborso. Auto esce di strada e sfonda il muro di un'abitazione finendo in salotto. È successo ieri a Follina, feriti 2 giovani della vettura vivi, per miracolo papà, mamma e bimbo di appena 14 mesi. Vigili del fuoco in azione per 2 incendi in poche ore a Camponogara, fiamme dal tetto di un palazzo residenti evacuati a Cadoneghe, rogo in uno stabile abbandonato. Smog alle stelle in tutto il Veneto, scattata oggi l'allerta arancione di ARPAB con il blocco dei diesel Euro 4, nella Marca intanto resta la polemica sui Panevin. Attimi di tensione in un ufficio postale di Piove di Sacco, un quarantenne va su tutte le furie dopo aver scoperto che non gli spetta più il reddito di cittadinanza. Ha fatto il giro dei social il cartello affisso all'esterno di una gastronomia nel quartiere padovano di Mortise, con insulti ai residenti del rione, sdegno tra i cittadini. A Vittorio Veneto la commovente storia di Eric, un cane che per giorni è sparito dopo la morte del padrone, è stato ritrovato nell'area dell'Ovitorio dove si trovava la salma del defunto. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura l'importante annuncio del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. A giugno entrerà in funzione il Mose per proteggere la laguna in caso di emergenze. Entro 6 mesi tutte le paratoie del Mose saranno in grado di funzionare per le emergenze. È un annuncio a suo modo storico, quello pronunciato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro all'uscita del vertice che ha riunito in prefettura il commissario per il Mose Elisabetta Spitz, il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino, i sindaci della Gronda Lagunare e i rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova, della Capitaneria di Porto e della Regione. Per la prima volta c'è una data, e anche vicina rispetto all'annuncio, che interrompe un'attesa iniziata il 14 maggio del 2003 e segnata da polemiche di ogni tipo, arresti, processi e condanne giudiziarie, oltre a milioni di euro di spesa. Brugnaro ha anche aggiunto che Spitz a breve renderà noto il cronoprogramma per il completamento dell'opera. Da decidere è rimasto chi nel breve dovrà premere il bottone per attivare il sistema fino al completamento dell'opera. Poi, raggiunto il pieno funzionamento e la messa a regime, si stabilirà chi sarà il responsabile della gestione del Mose. L'opera infatti resta a carico dello Stato e solo allo Stato spetteranno, oltre che i costi, le decisioni. E sul fronte dei costi resta aperta la partita complessiva sulla legge per Venezia, per la quale rimane la richiesta di un contributo di 150 milioni di euro l'anno per 10 anni. Cinzia Zincone del Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto ha detto all'ANSA che non è stata stabilita una soglia automatica che farà scattare l'uso delle paratoie. Il commissario straordinario per il Mose chiederà agli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova di valutare per ogni evento il rapporto costi-benefici della messa in funzione del sistema. Nulla potrà essere programmato con troppo anticipo, ma al massimo una settimana prima. Intanto ammontano a 320 milioni di euro i danni causati dall'acqua alta di novembre a Venezia, ma oltre alle centinaia di migliaia di euro di danni a carico dei privati resta il problema delle disdette nel settore turistico. I danni dall'acqua alta di novembre alle opere pubbliche di Venezia sono stati quantificati in 320 milioni di euro. Con l'inizio del conto alla rovescia per l'entrata in funzione del Mose, probabilmente da giugno ma solo per le emergenze, arrivano anche le prime cifre del mese senza precedenti sul fronte dell'alta marea vissuto in città. Manca il totale dei danni subiti dal privato perché c'è tempo di presentare le richieste di rimborso fino al termine di gennaio. Secondo il sindaco Brugnaro si può ipotizzare una cifra che si aggira attorno ai 70 milioni. Alcuni rimborsi non sono assolutamente arrivati perché stanno facendo ancora le stime dei danni. Interventi da parte delle banche ci sono già state,
quindi c'è gente che ha potuto attingere a dei fondi per rimettere tutto in ordine, soprattutto i consorzi arenili, quelli che gestiscono le spiagge, che sono quelli che hanno avuto i danni maggiori. Non solo Venezia ha subito danni a novembre, ma gran parte del litorale. Per chi lavora nel ramo del turismo i problemi sono arrivati però anche dalle disdette che hanno colpito il comparto in queste settimane. Si è abituati a drammatizzare tutto quanto, quindi quando si dice non c'è più sabbia, è stata portata via la sabbia, sembra che le spiagge siano destinate a morire perché non hanno più spiaggia. Questo non è assolutamente vero. Il mare prende e porta. Il problema di Jesolo è 1,5 km che effettivamente ha delle difficoltà, ogni anno ha bisogno di ripascimento, quindi riportare sabbia perché mancano i pennelli a mare, perché il mare quindi porta via. Ma tutto quello che porta via da là lo porta sulla zona centrale e sulla zona più a sud. La comunicazione all'esterno di un territorio che si è comunque saputo rialzare in rapidità diventa allora basilare, così come l'informazione di ciò che sia realmente l'acqua alta a Venezia. Dobbiamo veramente far capire alla gente cosa vuol dire acqua alta, cosa vuol dire mare a 120 e a 140 sul medio mare, perché altrimenti tutti sono convinti che Venezia sia sempre allagata. Non è assolutamente vero. Quindi o riusciamo a far capire questo o altrimenti la crisi continuerà. Continuano le polemiche sui rincari autostradali tra Venezia e Padova. Il presidente Zaia rilancia una riforma delle concessioni che dia più autonomia al Veneto. È la modifica dell'oggetto sociale della CAV, la riforma chiave rilanciata dal presidente della regione Luca Zaia in un ambito balzato agli onori delle cronache anche nazionali dopo il discusso aumento a 3 euro del pedaggio sulla ventina di chilometri tra Padova e Marghera. Che noi da ormai un paio d'anni stiamo cercando di far passare 2 emendamenti a livello nazionale che ci permetterebbero da un lato di togliere il pedaggio su CAV, ma dall'altro di fare un sacco di investimenti, di spostare la barriera di Villabona su Dolo e poi ovviamente far diventare questa società che è tutta pubblica, metà del governo, metà della Regione Veneto, come unico nuovo concessionario in Veneto. L'attuale oggetto sociale di concessioni autostradali venete, infatti, è la gestione in concessione del passante di Mestre, con un piano tariffario di rientro dai costi. La proposta, portata avanti da un paio d'anni dalla Regione al Governo, è invece per l'appunto una modifica che consenta alla CAV di diventare concessionaria autostradale a tutti gli effetti. Noi riusciamo con questa modalità a investire da subito 1 miliardo di euro sulla viabilità regionale ed è esattamente l'obiettivo che abbiamo noi. Peraltro stiamo parlando semplicemente di una concessione da dare a una società tutta pubblica, non c'è neanche 1/1000 di quota da parte di un privato. Tra le richieste di autonomia avanzate dal Veneto c'è anche la regionalizzazione delle concessioni autostradali, oggetto di una forte contrapposizione col governo Conte I, nuovamente sul piatto col Conte II. Quindi una questione che richiama in causa quel processo verso l'autonomia che dovrebbe ripartire dopo la verifica di maggioranza in Parlamento. Io immagino che si parlerà di autonomia verso fine gennaio, primi di febbraio, visto e considerato che hanno detto che dopo questa verifica daranno conto anche di questo tema. E sulla questione dei rincari interviene anche l'assessore regionale De Berti, che chiarisce che non c'è nessuna responsabilità della Regione del Veneto sull'aumento dei pedaggi. La Regione non ha aumentato niente, questo che sia chiaro, perché gli aumenti vengono fatti dal Ministero. Dipenderebbe dalla Regione se ci avessero dato l'autonomia sulle infrastrutture e noi fossimo diventati concedenti. Concedente è il Ministero ed è il Ministero che decide. 3 euro da Venezia a Padova. La polemica infiamma l'avvio del 2020 in Veneto con tanto di rimpallo di responsabilità con l'ex ministro dei trasporti Danilo Toninelli. A difendere CAV ecco l'assessore regionale ai trasporti De Berti che spiega come tutto nasca da una delibera CIPE del 2017 arrivata a portare i suoi effetti con una serie di atti firmati tra il 2018 e il 2019 proprio dal ministro Toninelli. L'obiettivo finale della regione è il polo autostradale del nord-est. Intanto l'assessore De Berti spiega. Ad ottobre tutte le autostrade hanno presentato il piano economico-finanziario e hanno chiesto l'ok, l'autorizzazione al Ministero per poter applicare questi aumenti. Nel 5% dei casi, tra cui c'è anche CAV, gli aumenti sono stati concessi, nel 95% dei casi non sono stati concessi. Se io fossi un cittadino mi chiederei perché in quel 95% dei casi non sono stati aumentati i pedaggi, le tariffe.
in una società che funziona bene e virtuosa come CAV vengono utilizzate per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, pagare il debito che è stato contratto per la realizzazione del passante di Mestre, tutto ciò che avanza viene dato alla Regione Veneto, unico caso in Italia, che lo reinvestirà in infrastrutture per il territorio. E sempre la Regione del Veneto ha nominato i 2 membri del Consiglio d'amministrazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Si tratta del tributarista Andrea Giovanardi e dell'avvocato Antonella Lillo. Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia, spiegando che avevano risposto al bando una decina di profili e noi abbiamo scelto non politici di ritorno ma 2 figure strutturate a tutela dei conti perché vogliamo una gestione specializzata. Il Veneto è il primo a nominare i propri membri nel CDA in vista della riunione del 31 a Milano. Adesso, ha sottolineato Zaia, possiamo dire che la macchina delle Olimpiadi è veramente partita, stanno arrivando anche le autorizzazioni per le opere a Cortina. Il Presidente afferma come ci sia ancora però attesa per la legge olimpica. Per la cronaca, nel Trevigiano, con un incidente davvero spettacolare che si è registrato ieri sera a Follina, attimi di panico sono stati vissuti da una famiglia intera. E a un certo punto abbiamo sentito proprio un boato e solamente tutta la polvere, tutta di cemento. Come una bomba in casa, nel muro si apre una voragine, pietre e detriti franano nel salotto di casa, una nuvola di polvere invade la stanza. A causare un simile disastro lo schianto di quest'auto, proveniente da Cison di Valmarino lungo via San Giacomo, letteralmente piombata sul muro perimetrale dell'abitazione. Sono le ore 22, in casa c'è la famiglia De Osti, papà Roberto, mamma Eleonora e il piccolo Nicolò di appena 14 mesi. Tutti e 3 sono lì sul divano, nel mezzo di una tranquilla serata in famiglia. Bersagli inconsapevoli del proiettile impazzito che sta per colpirli. Solo una manciata di minuti evita il peggio. Sulla zona dove la macchina ha battuto 2-3 minuti prima c'era mio figlio che giocava, insomma. Io pensavo che poteva esserci mio figlio sotto le pietre del muro e quindi in questo momento mi tremano ancora le gambe perché abbiamo preso tanta paura. A bordo della Volkswagen Polo 2 giovani di 19 e 22 anni, freschi di patente. Solo l'intervento dei vigili del fuoco, chiamati dagli stessi occupanti della casa, ha consentito di estrarli dall'auto ridotta ad un groviglio di lamiere, trasportati all'ospedale di Conegliano con ferite e fratture, ma non in pericolo di vita. Per fortuna i 2 ragazzi li hanno stati vivi, sembrerebbe che non si siano fatti neanche così tanto male, spero per loro, sicuramente spero che pensino veramente a quello che hanno fatto, poi potevano rovinare una famiglia e potevano rovinare la loro vita. Insomma. L'entità dello squarcio e lo spessore del muro, ampio e massiccio come quelli delle case di fine Ottocento, la dice lunga sulla velocità del mezzo al momento dell'impatto. Qui purtroppo su questa strada tante volte abbiamo visto incidenti, in passato qualche morto ci è scappato, per fare una cosa del genere bisogna correre molto forte, insomma. Non ci sono scuse, insomma. Non ci sono scuse, solo il monito riflettere sulle conseguenze dell'alta velocità, in attesa anche degli accertamenti volti a stabilire se il giovane alla guida fosse sotto l'effetto di alcol o droga. Di certo, dopo la paura, questo padre di famiglia può tirare un sospiro di sollievo. Io sono contento che nessuno è morto e tutto finisce con un buco sul muro di 3 metri abbondanti, però siamo qua tutti quanti a raccontarla, insomma. La cronaca sindacale con l'avvertenza Safilo, nulla di fatto al termine dell'atteso incontro tra aziende e sindacati che si è tenuto oggi nella sede della direzione di Padova. L'azienda ha confermato il piano industriale presentato nelle scorse settimane con la catastrofica previsione di 700 esuberi, 400 a Longarone, 250 a Martignacco e una cinquantina a Padova. Netta contrarietà è stata espressa dalle organizzazioni sindacali che hanno ribadito anche oggi la necessità di un confronto di merito su investimenti e scelte strategiche per il rilancio del gruppo che ha il cuore produttivo a Longarone. Per questo, anche in vista dell'incontro al Mise fissato per il prossimo 16 gennaio, dovrà essere preparato un percorso condiviso, dicono i sindacati. All'azienda è stata chiesta l'immediata attivazione di tavoli utili a minimizzare l'impatto della crisi. I sindacati hanno confermato anche lo stato di agitazione.
Attimi di tensione all'ufficio postale di via Zabarella, piove di sacco nel Padovano. Un marocchino quarantenne è andato su tutte le furie dopo aver scoperto che non gli spettava il reddito di cittadinanza. L'uomo senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine si era recato allo sportello postale per ritirare il sussidio statale. Quando però ha scoperto che non gli spettava più, ha iniziato a inveire contro tutti e si è scagliato con pugni e calci contro vetrate e arredi dell'ufficio. Sono quindi intervenute le forze dell'ordine che hanno bloccato il quarantenne che è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Rimaniamo nel Padovano perché è stata una mattinata di paura a Campo Nogara, dove rischiava di andare in fiamme il tetto di un'abitazione. Si vedeva il tetto, ma tutto si aveva tutto fumo nero, tutto fumo che continuava. Ma fuoco mai visto. 8:20 Campo Nogara, via 4 novembre. Dal tetto di questa casa laboratorio inizia ad uscire un denso e acre fumo nero. Lo nota il figlio dei residenti e anche un passante che avverte una pattuglia della Guardia di Finanza di Milano, ferma a poca distanza per un posto di blocco. L'allarme è immediato, la nebbia fitta avvolge tutto il paese, sul posto arrivano 16 operatori dei Vigili del Fuoco, da Mira, Mestre e piove di sacco con 6 mezzi, tra cui l'autoscala e il carro aria. Vengono fatti uscire i residenti dell'abitazione, avvisate tutte le famiglie vicine. La strada è bloccata per permettere le operazioni di spegnimento. Nessuna fiamma, ma enormi difficoltà a causa delle temperature rigidissime della mattinata. Poi ti porto sotto il cavo, ma mi devi dare una mano. Il rischio maggiore era quello che l'intero tetto dell'abitazione, sotto cui trova spazio un laboratorio artigiano, una tranceria, andasse distrutto. Alla fine solo una stanza è stata resa inagibile dai vigili del fuoco e i residenti hanno potuto fare rientro a casa. Concluse le operazioni di messa in sicurezza, è già iniziata la fase delle indagini. A causare il fumo potrebbe essere stato un cattivo funzionamento del camino dell'abitazione, ma questo sarà stabilito con certezza nei prossimi giorni. E nel Padovano è stata una mattinata di fuoco, un incendio si è sviluppato anche a Cadoneghe. Il fumo denso e nero esce dalle finestre dello stabile abbandonato, traffico bloccato e strada chiusa sul ponte della Castagnara a Cadoneghe per un incendio divampato nella tarda mattinata di martedì 7 gennaio. I vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme lanciato dai residenti dei condomini vicini, hanno impiegato diverse ore prima di avere la meglio delle fiamme. Il rogo quasi sicuramente è partito dai resti di alcuni bivacchi. Da tempo infatti lo stabile, vuoto e abbandonato, è occupato da sbandati che hanno trovato un riparo. Secondo le prime notizie ci sarebbero stati ben 2 principi di incendio, al secondo e al primo piano, poi le fiamme si sono propagate facilmente dappertutto. Sul posto è arrivato il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, che già da tempo aveva chiesto alla proprietà dello stabile di mettere in sicurezza il giardino, dopo che qualche mese fa era bruciata un'auto abbandonata. Io avevo contattato la proprietà, che è una signora di Novara, per mettere in sicurezza l'immobile, però molto probabilmente questo non è stato sufficiente perché l'immobile sembra essere vissuto da degli extracomunitari che hanno trovato un'altra via di accesso. Il sindaco ha nuovamente avvertito la proprietaria, che vive a Novara. Per venerdì è fissato un incontro in comune anche con i carabinieri. Se entro venerdì lei non si presenta in comune e non troviamo quindi una soluzione, farò un'ordinanza per murare completamente lo stabile, anche perché non è più agibile. All'interno dello stabile i vigili del fuoco hanno trovato i segni di allacciamenti abusivi ai contatori di gas ed energia. Le fiamme hanno reso l'edificio poco sicuro e il solaio sarebbe a rischio crollo. La pubblicità, a dopo. Di nuovo in studio per parlare dell'aria che respiriamo, perché è scattata l'allerta arancione. Nella Marca resta infuocata la polemica sui Panevin. Sì, è uno sforamento che anticipava i Panevin, perché è dal 31/12 al 4 gennaio, quindi i Panevin non c'entrano assolutamente nulla. I fuochi dei Panevin non hanno certamente aiutato la qualità dell'aria, anche se lo smog che ha attanagliato le diverse città del Veneto durante le feste era stato segnalato già prima dei tradizionali fuochi.
L'ARPAV già nel primo bollettino dell'anno aveva già rilevato quote ben al di sopra del limite giornaliero. Entrano perciò in vigore le misure di contenimento delle polveri sottili imposte dalla legge ai comuni sopra i 30.000 abitanti. Ora l'allerta è arancione a Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e San Bonifacio, mentre a Rovigo, Este, Cittadella e Legnago è già in corso. Quando il limite giornaliero di 50 microgrammi al metro cubo di PM10 viene superato per più di 4 giorni consecutivi, si passa al livello di allerta arancione. Lo stop riguarderà anche i caminetti e le stufe da 2 stelle in giù. I controlli verranno fatti come è stato fatto fino adesso per l'allarme verde e l'attuale allarme arancione, quindi verranno fermati dei veicoli ritenuti all'interno di queste classi che non possono circolare. Attenzione però, dice l'assessore Manera, è stata prevista una serie di deroghe per facilitare l'utenza e le attività produttive e commerciali. Sono molte, sono legate alla produttività della persona, alla possibilità di raggiungere il posto di lavoro, agli over 70, quindi ci sono tutta una serie di deroghe che abbiamo studiato ad hoc per evitare di paralizzare la città. Giovedì ci sarà un'ulteriore rilevazione. Cosa potrà cambiare? Sì, potrà cambiare, potremo andare in allarme rosso. È successo solo una volta l'anno scorso e quindi a 10 sforamenti consecutivi anche gli Euro 4 diesel dei mezzi commerciali non potranno circolare. Non sono pochi i cittadini che, entrando nella polemica dei Panevin, chiedono al comune di Treviso di limitare il numero di fuochi autorizzati. Sì, possiamo fare un ragionamento il prossimo anno, magari vedere se qualche parrocchia vuol mettersi assieme per fare un Panevin unico, però è chiaro che non viene da noi questo tipo di richiesta, noi possiamo solo autorizzarli, però ecco, possiamo sederci attorno a un tavolo, ecco, questo sì è un elemento di proposta e non sempre di protesta. Ritorniamo nel Padovano, dove un semplice cartello all'apparenza ha indignato un intero quartiere. Finalmente è arrivato il 2020 e ci trasferiamo a Reschigliano. Questo il cartello che gli abitanti di Mortise, periferia nord di Padova, hanno trovato affisso davanti a una gastronomia. Con la crisi oramai non fanno più notizia le chiusure di attività, se non fosse che l'annuncio, ora rimosso, continuava insultando i residenti del quartiere definito un paese di M. A me mi risulta che la gente di Mortise è educata, non maleducata, perché io abito a Mortise. Loro hanno esagerato con queste espressioni perché generalizzare non va bene. Sembra di no, insomma dai, siamo come tutti i cittadini, non ci sono problemi. C'è il maleducato, però guardi, io personalmente devo dire non ho mai trovato una persona maleducata, ma sa perché? Perché probabilmente cerco di essere educata anch'io. Io vado nei negozi dove devo andare, sono tutti gentili. Si vive bene a Mortise, dai, tutto sommato, è un bel quartiere Mortise. No, è vero per niente, è proprio una zona tranquilla. È un posto tranquillo. Assolutamente vivibile, molto tranquilla, fin troppo. Ci vorrebbe qualcosa che desse un po' di pepe, tra virgolette, magari qualcosa che tirasse più giovani, ecco, questo sì. Anche la politica, da entrambi gli schieramenti, difende il quartiere e i suoi residenti. Non si offende mai una comunità, questa è una comunità fatta di tante famiglie, di anziani, di molti anziani e di pochi giovani purtroppo, questo forse è la nota dolente, ma non c'è quartiere migliore del nostro. È un quartiere bellissimo dove si sta bene, tra l'altro dove anche di recente si sono avviate nuove attività economiche e commerciali. Non è colpa dei residenti, ci dicono in coro gli abitanti di Mortise, forse i gestori della rosticceria hanno sbagliato qualcosa. La gente di Mortise non è maleducata, forse loro non sapevano fare il proprio mestiere, penso io. Io ho provato una volta a comprare qualcosa là, ma sono andata a casa e l'ho buttata via. Vabbè, qualcosa gli ho detto anche io. Un legame che va oltre la morte è quello che ci insegna la storia che arriva da Vittorio Veneto. Così affezionato al proprio padrone da non rassegnarsi al distacco, al punto da scappare di casa per mettersi alla sua ricerca. È la storia di questo bellissimo esemplare di colli di 4 anni, di nome Eric. Qualche giorno fa, durante le feste di Natale, il suo padrone, l'architetto Flavio Franco, volto noto e stimato a Vittorio Veneto per aver firmato diversi progetti urbanistici e per essere stato consigliere comunale, viene a mancare l'affetto dei suoi cari dopo una malattia. Dapprima l'ambulanza, poi la prolungata assenza, segnali che hanno fatto capire al cane che qualcosa non andava. Così Eric, il giorno di Capodanno, si è fatto largo scavandosi un passaggio nel giardino ed è scappato in cerca del suo Flavio.
Allarmati, a loro volta i familiari dell'architetto si sono messi alla ricerca del cane e raccogliendo le segnalazioni di chi diceva di averlo avvistato in diversi punti della città, tracce che un po' alla volta hanno portato la figlia dell'architetto, Laura Franco, a ritrovarlo finalmente nei pressi dell'ospedale di Costa. Quando il cane l'ha vista le si è gettato tra le braccia ed è stato in quel momento che la donna ha capito quale fosse la meta del suo peregrinare. Eric era proprio vicino all'obitorio dove riposava la salma del suo padrone, in attesa del funerale che si è celebrato oggi. Una storia capace di commuovere non solo i familiari, ma che racconta di quanto forte e profondo possa essere il legame che unisce animali e uomini. Ospite di Ferdinando Avarino questa sera a 20:10 l'assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture Elisa De Berti. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Alta pressione, tempo dunque sempre stabile, ma il rovescio della medaglia sarà la nebbia e il livello di smog alle stelle. Vediamo il dettaglio di mercoledì 8 gennaio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso in montagna. Sulle pianure invece avremo foschie anche fitte che limiteranno sensibilmente la visibilità, specie in mattinata, poi in dissolvimento, ma in nuova intensificazione in serata. Vediamo anche le temperature minime fino a meno 5 gradi, massime comprese invece tra 5 e 9 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo bel tempo, sarà infatti, vedete, soleggiato con cielo sereno e sgombro da nubi dappertutto. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 9 e 10 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà il sole a prevalere su tutti i settori. Temperature minime sotto zero, massime intorno ai 9 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.